Nel corso degli studi di dottorato Gianbernardo ha lavorato sulla collaborazione con il Corriere della Sera di Grazia Deledda e su questo tema ha poi pubblicato un volume bello per i contenuti ma anche bello esteticamente, perché è davvero un libro prezioso anche da avere in libreria. Ha scritto numerosi saggi, non c'è manco bisogno di dirlo, e si è occupato, per ciò che concerne la letteratura sarda, di Sebastiano Satta, di Salvatore Ruiu, di Predu Mura, di Giuseppe De Sidi, e poi sul versante italiano di Leopardi, Ungaretti. Insomma, e lo ascoltiamo davvero molto volentieri, perché appunto è un deleddista attento e raffinato, e oggi ha scelto di parlarci del pezzo che sta dentro la novella, cioè dei riflussi della prosa giornalistica nella forma breve deleddiana. Dunque, delle cose, l'intervento di Neria e l'intervento di Gianbernardo dovrebbero aprire, diciamo così, per tutti noi, dovrebbero invitare tutti noi a riguardare questo aspetto della produzione di Grazia Deledda come un aspetto che gode di autonomia, ecco, non solo in funzione della prosa breve e della prosa lunga. Grazie Gianbernardo, ti do subito la parola. Grazie a te, grazie a voi. Io comincerei dal paratesto di questo convegno, che a mio avviso è un ottimo modo per non perdere l'orientamento di senso che è stato impresso a questa giornata di studi. Sento tutta la modernità della vita, scriveva con un verbo che poi registrerà moltissime occorrenze nella narrativa deleddiana. Sento una giovane quanto impavida Grazia Deledda all'eminente studioso e sanscritista Angelo de Gubernatis nel 1892. Non rassomiglio punto alle altre fanciulle sarde, perché attraverso il circolo di montagne deserte e leggendarie che chiudono il mio orizzonte sento tutta la modernità della vita, dei tempi nuovi e dei nuovi ideali. La mia vita è silenziosissima, vivo in una casetta perduta in una piccola città. Le montagne il mio orizzonte, i libri i miei amici, il silenzio, lo studio, i sogni. Manca ancora qualcosa. Cosa esattamente nell'abitazione nuorese della famiglia Deledda Cambosu, nel rione Sant'Upedru, epicentro di quel microcosmo sardofono che poi diventerà irrinunciabile pietra angolare del suo immaginario creativo? Cosa entrerà a portare ventate di inedita, irrefrenabile modernità? Non dobbiamo cercare la risposta, sarà la stessa autrice a dircelo, fuori di metafora, nel suo testamento letterario, in quel diaristico Regressus ad Uterum che è il romanzo Cosima, in cui evocherà, riassaporandola, l'oscura, innocente provenienza di quell'ibrida creatura che ai suoi occhi di fanciulla dovette apparire il giornale illustrato. Come arrivassero fino a lei i giornali illustrati non si sa. Forse era Santus nei suoi lucidi intervalli o lo stesso Andrea a procurarli. Arrivavano anche laggiù, nella casa di Cosima. Erano giornali per ragazzi, riviste agili e bene figurate, giornali di varietà e di moda. Sicuro l'ultima moda, coi suoi figurini di donne dall'alta pettinatura imbottita, la vita sottile e il paniere prominente, e l'ombrellino grande a merletti come quello del Santissimo Sacramento, e i ventagli di piume simili a quelli del sultano. Erano la gioia. Scusa se ti interrompo, ma per i non sardi il paniere sì, è evidentemente il lato B, come si dice scurrilmente oggi, va bene? Non è il paniere, certo. No, lo dico per i non sardofoni, perché il termine sardo è paneri e significa quello, insomma. Scusa. No, figurati. Era la gioia, il tormento, la corruzione delle nostre ragazze. Da questo ispantu, da questa aliena meraviglia, origina nell'autrice un'instancabile curiosità, quella a cui Hans Blumenberg ha affiancato l'aggettivo teoretica, per meglio significare quell'esigenza della modernità di conoscere se stessa iuxta propria principia, secondo i propri fondamenti epistemologici e all'interno di quelli che Pierre Bourdieu chiamerebbe campi,
ovviamente incluso quello letterario. Che cosa è la letteratura? La riflessione nel Novecento sulla quiddità della letteratura nella modernità del secolo breve avviene anche tramite la lente diaframmatica del giornalismo, nella graduale consapevolezza, anche nel caso di Grazia, della radicale modificazione del proprio status di autrice di fronte alla moltiplicazione e all'ibridazione dei linguaggi della comunicazione, nell'alveo di una più generale eterogeneità delle arti, che poi andrà a costituire il tratto distintivo della modernità. E allora, novella o Elzeviro, giornalista o scrittore? Di questo bivio amletico testimoniano gli scritti di un figlio d'arte del giornalismo d'antan, Luigi Barzini Junior, di cui vi sottopongo solo uno stralcio. Il problema che più appassionava era se il giornalista potesse essere anche scrittore, se lo scrittore non nuocesse al giornalista, se le necessità del mestiere e le esigenze dell'arte si potessero conciliare. Scrittore è colui che emerge dall'artigianato letterario per particolari qualità. Il giornalista qualche volta riesce ad emergere al livello di scrittore. Per Deledda, la cui lunga collaborazione al Corriere della Sera fu soltanto la punta di un grande iceberg rappresentato dalla sua ponderosa produzione pubblicistica, il binomio scrittura letteraria e prassi giornalistiche costituì un nodo inscindibile ab origine, fin dagli esordi nella rivista delle tradizioni popolari, dove Grazia faceva in buona sostanza la cronista etnografica per De Gubernatis. La prosa giornalistica è per l'autrice motivo di grande fascinazione, quindi non possiamo definirla solo come Montaliano secondo mestiere. È affascinata dai giornalisti, se pensiamo a Stanis Manca, redattore della Tribuna. Non ebbe la fortuna che ebbe Matilde Serao di avere un papà giornalista, ma fu molto affascinata in generale dalle redazioni dei giornali, e prova di questo l'abbiamo per esempio nel romanzo che è stato citato in Nostalgie. Ma soprattutto subisce il fascino del linguaggio giornalistico e dell'habitat semiotico del giornalismo. I titoli, come belli e tentatori, scriverà nella novella Elzeviro d'Urgenza, e hanno ovviamente indubbia influenza sulla scrittura delediana tutti i marchiage del giornalismo relativamente alla genetiana reciprocità di paratesto, epitesto, peritesto. I riflussi, con cui ho titolato questo intervento, investono in special modo i cosiddetti lead, per usare il termine della scuola anglosassone a cui si era formato e poi a cui guardava Luigi Albertini, che era il direttore del Corriere, che poi la volle dal 1909 in poi per la terza pagina del quotidiano. I lead sono gli incipit, per dirla nel linguaggio del giornalismo americano, le opening sentence, cioè le frasi di apertura. Appare evidente, a mio avviso, nelle sue novelle, la mutuazione di gran parte di questi incipit da forme e linguaggi propri di generi e forme giornalistiche. Il lead ha essenzialmente funzione di guida alla lettura e i punti di partenza del pezzo giornalistico, e quindi poi vedremo in Grazia della novella, possono essere una enunciazione, una situazione, una dichiarazione di vario tipo e genere, oppure un interrogativo. Ora, se prendiamo in esame una campionatura esemplificativa di lead tratti dalle prime raccolte di novelle delediane, e quindi ad esempio Racconti sardi del 1894, L'ospite del 1898 o Le tentazioni del 1899, e le raffrontiamo con una campionatura dalle ultime, Sole d'estate del 1933 o anche la postuma Il cedro del Libano del 1939, rileveremo alcune palesi differenze in merito alla diversità di approccio all'incipit, evidentemente dovute ad una maggior frequentazione e dunque consapevolezza della stampa, in particolar modo quella quotidianistica.
Relativamente alle prime raccolte, la natura dei lead, degli incipit, appare essenzialmente nella maggior parte dei casi di marca enunciativo situazionale, come potete vedere nella slide. Vivevano in fondo al villaggio, uno dei più forti e pittoreschi villaggi delle montagne del Logudoro, dalla novella Il Mago. Zio Salvatore, il nostro vecchio fattore, cominciò, dalla novella Ancora magie. Vicino ad uno dei più pittoreschi villaggi del Nuorese, noi abbiamo un podere coltivato da una famiglia dello stesso villaggio. Zio Nanneddu Fenu aveva l'uvile dalla parte di Tresnurages, cioè quasi 2 ore distante da Nuoro. Col rosario di madreperla in mano, zia Battora saliva lentamente per il sentiero dirupato che mena dal villaggio di Bitti alla sovrastante chiesa del Miracolo. Ora, nelle ultime raccolte è viceversa riscontrabile una cresciuta varietas evidentemente generata dall'ibridazione della scrittura di novelle con alcune peculiarità del cliché giornalistico e dei suoi paradigmi strutturali. In particolare rileveremmo il cosiddetto lead gnomico, l'incipit gnomico, Saccadé, lo chiamava Carlo Emilio Gadda, ovvero contenente massime universali, dotato di una brevitas molto sincopata grazie alla sua natura aforistica. È quello di più evidente derivazione giornalistica perché pone in testa alla novella e non in chiusa, rovesciandola, la massima aurea di intento morale pedagogico, che è un procedimento assolutamente estraneo, per ovvie ragioni inerenti alla morale della favola, che si colloca tradizionalmente in fondo, alla natura dei contos, cioè dei racconti dell'oralità sarda, da cui attinge la produzione novellistica dell'autrice. Quindi, 3 esempi: anche le burrasche sono buone per i poveri, incipit della novella Bonaccia. Un appezzamento di terreno coltivato del valore di 800.000 lire non è da disprezzarsi. Non sempre il povero batte invano alla porta del ricco. Ora, queste sono tutte la classica morale della favola che dovrebbe essere collocata in fondo, invece ce l'abbiamo nell'incipit, tipico del lead gnomico. Lead con costrutto impersonale seguito dalla subordinata argomentale all'infinito. È di moda adesso difendere il leone, dalla novella Il leone o Faina. Poi, lead nominale con omissione del verbo, peculiarità del reportage. Notte d'aprile, improvvisamente calda. Lead dichiarativo con sintagma nominale in testa e focalizzazione del pronome possessivo. È una felicità un po' stracca e monotona, la nostra. Lead con costrutto impersonale preceduto da subordinata finale. Ossequia uno stile collocabile tra giornalismo e informazione pubblicitaria sulla falsariga delle didascalie sponsor di prodotti che accompagnavano disegni e illustrazioni nelle riviste note all'autrice. L'esempio: perché le inalazioni salsoiodiche a secco riescano più efficaci, durante la loro azione è bene chiacchierare. Poi il lead enunciativo con citazione e riferimento metanovellistico. Questo è tipico della produzione elseviristica. In una bellissima novella di Gorky c'è un vagabondo affamato da 50 centesimi. Lead diaristico con verbo alla prima persona singolare. Da molto tempo non andavo in chiesa e quella volta vi andai per una ragione apparentemente pratica. Dalla novella Una creatura piange. I miei primi piccoli successi letterari furono accompagnati, come certi grandi successi, da vivi dispiaceri. Lead diaristico con riferimento metanarrativo e commentativo. Eravamo quasi alla vigilia di Natale ed io, che dovevo scrivere una novella d'occasione per un giornale straniero, ancora non avevo trovato l'argomento. Lead esclusivo con negazione e omissione del verbo. Non che fosse strampalato il pittore che dipinse questa Madonnina. Sottinteso, ovviamente, non dico che fosse strampalato. Lead esclamativo.
Fa presto il direttore di un grande giornale quotidiano a spedire un telegramma così concepito. E Zeviro d'urgenza, esatto. Lead con focalizzazione su un singolo particolare da cui poi muove tutto il racconto. Il cortile era in comune, dalla novella Vecchi e Giovani, e poi questa più nota, un preistorico rito, oltre a quello di fare il pane, voleva mia madre. Lead interrogativo, siamo quasi alla fine, frequente nella titolazione giornalistica questo, anzi direi frequentissimo. Dove era all'origine di Michele Paris il meccanico? Dalla novella Il posto. Chi ci aveva insegnato a ballare? Nessuno, dalla novella In costume. Poi il lead concessivo, saranno cose appartenenti alla vecchia letteratura, ma sono anche vere, da Vento di marzo. Poi, concluso con gli esempi, lead enunciativo con deissi e riferimento paratestuale. La località prendeva nome da questo pino solitario, titolo della novella Sotto il pino. Bene. Le esemplificazioni che abbiamo mostrato sottolineano il travaso di alcuni costrutti peculiari dell'italiano parlato e di conseguenza della comunicazione giornalistica tout court, laddove gli enunciati posti in relazione paratattica sono semplici sintagmi nominali o aggettivali che ricoprono funzione predicativa in luogo di proposizioni o sintagmi verbali. Nel parlato questo compito è svolto dall'intonazione, che possedendo forza illocutiva non può che avere essa stessa funzione predicativa. L'utilizzo di costrutti nominali è tratto distintivo di enunciati gnomici come sentenze, massimi e proverbi, che sono ambiti, come sappiamo, ben noti all'autrice, tutti essenzialmente paratattici, essendo costituiti dall'accostamento, come abbiamo visto, di due enunciati nominali, di cui il primo costituisce una protasi e il secondo un'apodosi. Si può vedere a livello esemplificativo uno dei proverbi nuoresi citati dall'autrice nei contributi scritti proprio per il De Gubernatis: paca gente mensur festa, poca gente, festa più riuscita. In ordine al privilegiamento di agili costrutti paratattici, anche l'uso della punteggiatura negli scritti deleddiani per i giornali riflette un ideale passaggio dal flusso di informazioni proprio del registro dell'oralità, dei racconti sardi, in cui è l'intonazione vocale a significare l'eventuale segmento pausativo, ad una, come scrive Dino Manca, maggiore razionalità segmentatrice. La necessità di affinare la propria scrittura con l'esercizio costante e metodico sulla forma breve fu determinante nello stabilire e consolidare negli anni il rapporto dell'autrice con quotidiani e rivisti, e anche ai fini del modellamento di toni e stili della sua scrittura, anche relativamente alla forma lunga. Il luogo di pubblicazione degli scritti andava di necessità a determinare lo standard di lunghezza dei testi, quali che fossero la natura e l'appeal narrativo di questi ultimi, più o meno confacenti ad una brevità delle cui rigide forme cogenti molti autori si lamentavano, e ve ne è prova nei carteggi quotidiani. Quindi, a proposito di quello che stavi dicendo tu nell'introduzione, uno degli aspetti più interessanti del lavoro fatto per il dottorato al Corriere era anche vedere le corrispondenze degli altri autori, e quindi un dato di fatto fu proprio scoprire che autori come Landolfi arrivarono a corrispondenze di fuoco col direttore, perché uno scrittore appunto come Landolfi, diciamo nella sua forma mentis di scrittore, non tollerava che gli venisse chiesto di accorciare la novella, tagliare, era una cosa fuori da là. Ugualmente Gadda, con una similitudine più riuscita, paragonava questo sforzo al cavallo che viene costretto a fare pipì in un bicchierino di liquore. Quindi ecco, invece dalla corrispondenza di Grazia Deledda tutto questo elenco di doglianze, diciamo, non emerge. Perché?
Crediamo che una risposta plausibile sia da ricercare, ancora una volta, in quella relazione biunivoca tra quella che Nicola Tanda definiva tra la cultura di inappartenenza, quella urbana italiana scritta, e la cultura di sostrato, quella sarda, sardofona, orale, laddove il compromesso tra le due è rappresentato proprio dal procedimento, nel nostro caso, di traduzione e rielaborazione in lingua italiana dei racconti sardi che Grazia destina ai giornali. Deledda opta per un continuo solve et coagula del materiale narrativo d'esos contos quale oggetto privilegiato della scrittura sui quotidiani. E così l'oralità sopravvive nella scrittura e la prima può appunto definirsi una delle modalità in cui la seconda si esprime. Mi avvio a concludere. Nel grande bacino sardofono di cui l'autrice conosceva appieno contenuti e nessi favolistico-mitici, modalità espressive, codici comunicativi, il coagulo del magma narrativo era già costituito da ingredienti primari quali duttilità e sinteticità, brevitas e semplicità dell'intreccio, funzionali a tenere alta l'attenzione dell'ascoltatore, non ricorrendo a suddivisioni interne nei episodi, ma coincidendo con un episodio singolo, trovano allora perfetta rappresentazione nella colonna e mezza dell'Elzeviro. Un terreno, quest'ultimo, in cui l'autore può considerare vinta la partita col lettore se questi, dopo aver letto titolo ed attacco del pezzo, per usare parole del giornalese, è persuaso ad arrivare in fondo alla colonna. Come scriveva Mario Puccini, fra i più riconosciuti maître à penser della terza pagina, celebrando con perentorietà le esequie di una perenta novella, la novella dell'Ottocento è morta, ma su di essa, sulle sue ceneri, è nato un nuovo componimento, l'Elzeviro. Ecco, Grazia Deledda di questa araba fenice partecipa in prima persona. La scrittura deleddiana matura anche in quest'humus, è fortemente segnata dall'attività pubblicistica, modellata su di essa e sulle caratteristiche connaturate al pezzo giornalistico, che è proprio quello spazio semantico che l'autrice stessa delimita proprio nella novella Elzeviro d'urgenza. L'articolo di fondo è lì. I caratteri ci sorridono, nitidi, nobili, signori della terza pagina. L'Elzeviro di una colonna e tre quarti domina come un castello sul feudo degli altri scritti. Qui siamo salvi, pesci nella nostra breve ma limpida e sicura acqua. Tutto si tiene attorno a questo sintagma, breve ma limpida. Non dimentichi, e chiudo, di Curtius, che elesse proprio la metafora della navigazione, a grande topos metaletterario per antonomasia. Crediamo che una Deledda che dentro una novella destinata al maggior quotidiano italiano ricorre a questa metafora paragonando la forma breve alle migliori acque, dove il suo ingegno possa salvarla dal periglioso mare aperto del giornalismo, proprio quello paventato da Pirandello, ci fa ancor più comprendere l'innata, destinale capacità di questa autrice di barcamenarsi in tutta la non solo straordinaria, ma per certi aspetti davvero incredibile modernità della sua vita. Vi ringrazio e grazie a chi mi ha invitato. Grazie. Grazie a te Gian Bernardo per un intervento prezioso anche per la tassonomia che hai prospettato, però pensavo appunto a stimolo della discussione successiva che si pone una questione metodologica per stabilire la direzione di transizione. Voglio dire, la casistica di incipit che hai citato, tu la acquisti come una casistica del giornalismo che tracima nei racconti, che viene adottata poi nell'arte del racconto, della novella, eccetera. Ma poiché appunto nella cronologia, almeno entro una certa parte della cronologia deleddiana, il campo del giornalismo non è separabile da un altro campo
tu l'hai detto anche nel tuo lavoro di tesi di dottorato, non è un campo separato dal campo letterario, cioè è un campo ampio all'interno del quale vivono giornalisti che sono anche letterati e letterati che sono anche giornalisti, e inoltre siamo in una stagione in cui il prestigio della letteratura è molto più alto di quello che ha il giornalista. È all'altezza cronologica di Grazia Deledda, la letteratura è un punto d'arrivo e durerà così ancora a lungo. E oggi che sventuratamente si è rovesciato il dislivello di prestigio, secondo alcuni colleghi modernisti. E quindi su questo appunto occorrerebbe ragionare. Comunque preziosissima anche la casistica che ci hai presentato, perché ci aiuta a riflettere con maggior metodo sulle molte novelle di Grazia Deledda. Grazie davvero. Poi appunto nel corso di queste giornate cerchiamo di ragionare anche tra di noi e nel dibattito pubblico. Bene, adesso siamo arrivati all'intervento di Piero Mura. E allora, Piero Mura che ci presenterà un lavoro molto ampio che ha svolto recentemente, il lavoro di edizione delle lettere di Grazia ad Andrea Pirodda. È un epistolario che ha curato anche lui in sede di tesi di dottorato e che speriamo esca in volume quanto prima per poterlo agevolmente leggere. Leggia su tutta la giornata, adesso vediamo un po'. Esatto. Se si riesce almeno, come dire. È una corrispondenza piuttosto importante per tutti noi. Allora, Piero Mura è uno studioso di letteratura italiana moderna e contemporanea. Ha pubblicato saggi e articoli su vari autori: Grazia Deledda, Sergio Azzeni, Calvino, De André, Pierpaolo Pasolini e Giuseppe Dessì. Non so perché Pasolini ho dato il nome, agli altri solo il cognome, ma vabbè. Si è occupato di teoria dei giochi e in particolare dell'Oplepo, degli opifici di leterature potenziali. È redattore della rivista di letteratura Portales e ha collaborato con numerose case editrici. Attualmente sta conducendo una ricerca su una raccolta di manoscritti deleddiani inediti. Piero, ti passo subito la parola per parlare di questo carteggio veramente interessante. Grandi linee. Anche io non posso fare a meno di ringraziare l'organizzazione per avermi invitato, ma soprattutto l'ISRE. Sono ospite dell'ISRE, ma soprattutto le carte che io sto studiando ormai da qualche anno, diciamo quasi da una decina d'anni, sono possedute e conservate dall'ISRE, quindi come dire, questo dato è fondamentale. È stato citato stamane Di Pilla, che come sappiamo nel 66 raccoglie un po' di lettere, accoglie, come dire, l'invito che Momigliano fa anni prima di spigolare fra le lettere di Grazia, e Di Pilla, diciamo, raccoglie questo invito scrivendo nella prefazione: spero così di ricavarne per confessione diretta il ritratto morale di questa scrittrice e di illuminare in qualche modo la vita di Grazia a Nuoro, la sua formazione umana, oltre ben inteso quella letteraria prima del Novecento. Come è noto, raccoglie alcune, diciamo, lettere inedite destinate a 4 destinatari diversi, cioè Stanis Manca, Angelo De Gubernatis, Palmiro Madesani, le lettere prima del matrimonio, e Andrea Pirodda. Ora, per i primi 3 più o meno queste carte sono pubblicate, più o meno, diciamo, integralmente, nel senso che c'è qualche svista, qualche carta nel frattempo è venuta a mancare, e il carteggio che rimane sostanzialmente inedito ancora è questo carteggio, questo epistolario diretto ad Andrea Pirodda, che speriamo appunto di pubblicare questo entro quest'anno. Si tratta di un numero importante di pezzi. La suddivisione che fece a suo tempo il curatore dell'ISRE, credo, dando per scontato una sorta di numerazione che fa chi vende il carteggio, chi cede il carteggio all'ISRE, parla di 184 carte indipendenti. Per carte intendo lettere, qualche cartolina, piccoli bigliettini. In realtà la suddivisione che propongo io è di 190 pezzi indipendenti, naturalmente non tutti integrali.
di qualche lettera manca qualche pagina, lo possiamo desumere perché non c'è l'incipit, ad esempio, oppure non ci sono le formule conclusive che lei utilizza sempre. Tenete conto del fatto che queste lettere sono molto diverse, diciamo, fra loro. Quindi dai bigliettini iniziali c'è una lettera, se non ricordo male, di 46 pagine, 46 facciate manoscritte. Il totale delle carte manoscritte che abbiamo in mano è 1154 carte manoscritte, che è la parte sopravvissuta, quindi una mole davvero, davvero molto importante. Ripeto, alcune di queste lettere sono strutturate, ne parleremo, adesso vedremo come sono strutturate fra l'altro in maniera molto particolare, come una sorta di diario vero e proprio. Quindi lei dice, che ne so, 13 maggio, 5 del pomeriggio, come ti scrivevo ieri, 14 maggio, 3 del mattino, ancora ti scrivo, per tante pagine. Che cosa c'è, diciamo, in queste carte? La cosa importante è che ci permettono di illuminare probabilmente uno dei periodi meno conosciuti della biografia e insieme della bibliografia, diciamo, dell'Ediana. Cioè questa fase formativa intensissima che porta una giovinetta certamente dotata, anche se ancora acerba, dall'essere appunto una giovinetta acerba fino a essere una delle scrittrici maggiormente conosciute a livello nazionale. Nella bella tesi di Gian Bernardo Pirodi ci sono delle lettere molto interessanti di contorno al Corriere della Sera. Un signore veneziano che scrive al direttore: ma è possibile con tanti bravi scrittori che abbiamo in Italia che dovete pubblicare questa che non serve a nulla? E il direttore risponde: caro signore, non si può più rifiutare un pezzo della signora Deledda, cioè come dire, tu non stai capendo bene di chi stai parlando. Dicevo, questo periodo di formazione è descritto passaggio per passaggio in questo carteggio. Su un piano più strettamente autobiografico ci dà notizie di prima mano sui fatti importanti, sui fatti salienti della sua vita, ma anche del suo mondo, quindi l'ambiente nuorese, i rapporti familiari, le disavventure penali ed economiche della famiglia, le morti del padre, della sorella Vincenza, le rendite. Vi faccio un esempio su un fatto probabilmente poco noto. Il fidanzato Andrea Pirodda, questo al quale lei scrive, che poi vedremo con alti e bassi perché il carteggio ha un andamento sinusoidale, in realtà noi diciamo si prendono, si lasciano, no, non si lasciano mai del tutto, non si prendono mai del tutto, quando uno spinge l'altro tira, e quando uno tira l'altro spinge. Però per esempio lei racconta le vicende di Francesco Aimar. Allora Pirodda insegna nella scuola normale maschile di Nuoro, che è diretta da un piemontese che lei descrive a posteriori come la figura di un maiale. Dice: è grasso, ha questi occhi piccoli, chiari, porcini, si chiama Francesco Aimar. Aimar è dato per Giuseppe in tutte le biografie, ma è sbagliato, si chiama Francesco nella realtà. Francesco fa la corte alla sua sorella più piccola. Sì, il problema che si è posto, cioè del fatto che lei si vuole affrancare, e per potersi affrancare è necessario che si affranchi la famiglia. Dirà a Pirodda nel corso delle lettere: guarda caro, sei solo un maestro, se tu almeno ti presentassi con il titolo roboante di professore, ma prenditela questa laurea, che cosa ti costa? Così la mia famiglia opporrebbe, come dire, ci sarebbero meno limiti, insomma, a questa nostra relazione. Comunque fatto sta che Francesco Aimar corteggia la sorella più piccola, e questa corte viene accettata perché c'è l'idea del prestigio del Continentale che arriva, che è un direttore. Lui in realtà arriverà fino a una promessa di matrimonio che romperà. Loro cercheranno avvocati a Roma per poterlo inseguire e capire se questo è un reato penale, ma nel frattempo su Aimar a Nuoro girano delle leggende stratosferiche, interessantissime, bellissime, che lei un po' riporta. Per esempio tonnellate di leggende erotiche. Pare che questo fosse un erotomane, e la voce popolare è che vivesse con una cameriera amante che lui teneva incatenata con un guinzaglio, carponi, nuda dentro casa ad aggirarsi come una fiera. Ci sono minorenni. Vabbè, se non le devo dire queste cose non le dico, però voglio far capire il tenore del carteggio, cioè nel senso che è molto interessante anche per tutta questa mitologia nuorese che gira e che lei si premura di raccontare. Poi alla fine il rapporto, diciamo, con Aimar e la sua collocazione in Cosima avrà un versante letterario che in queste lettere invece è fatto della rabbia quotidiana, ma bisogna cercare un avvocato, questo bisognerebbe inseguirlo, insomma.
E dicevo, naturalmente, ci danno una panoramica interessante sia sul piano biografico, autobiografico, ma anche, più importante invece, sul versante letterario, perché sono elencate cronologicamente modalità, appunto cronologie, ragioni di scelte tematiche e stilistiche che in seguito verranno operate poi in ambito narrativo, cioè fa vedere i passaggi evolutivi del suo pensiero poetico, che è questa la cosa interessante. Cioè i primi progetti letterari, la composizione di novelle e romanzi, ma anche i rapporti con la critica, con gli editori, con i direttori dei giornali, con i vari corrispondenti. Diciamo che grazie a queste carte in qualche misura è come se fosse svelato questo, come dire, una sorta di lungo processo di autoanalisi, perché di questo si tratta, cioè questo monologo sterminato, lungo, pagine, è in realtà è appunto un monologo per il quale la lettera è puro pretesto, cioè ne parlo con te perché in questa fase, in questo momento ci sei tu. Però Grazia compie un'indagine approfondita principalmente su se stessa, sui suoi limiti, dice, sui suoi limiti anche fisici. Sono brutta, sembro un bastone di scopa vestita, l'unica cosa che ho bella sono le dita lunghe affusolate o queste belle unghie rosa. Guarda, io non lavo i capelli spesso perché, cioè, voglio dire che tutto, anche queste cose nel dettaglio. Sui suoi limiti artistici e culturali, cioè io non sono brava come te, non ho potuto studiare come te, e in queste carte, diciamo, tutte queste carte in fila rivelano come in realtà l'unico vero interlocutore delle sue lettere sia lei stessa, cioè lei scrive a se stessa. L'Andrea Pirodda di turno o i vari Andrea Pirodda nel corso della sua esistenza, molti in contemporanea, io non solo raccoglierei l'invito fatto da Cristina Lavino, ma è una cosa che sostengo ormai da anni, che non si capisce per quale ragione, mentre per tutti gli altri autori noi abbiamo carteggi strutturati in ordine cronologico, per la Deledda ce li abbiamo per destinatari. E invece è interessante paragonare lettere scritte diciamo negli stessi giorni. Dicevo, a lei come unico interlocutore, e in questo spazio, che è uno spazio privilegiato, Deledda impara a conoscere se stessa, ma insieme si costruisce anche. Nell'ottobre del 92 scrive ad Andrea Pirodda: mi credo superiore non solo a tutte le signorine di Agius, Pirodda di Agius, ma anche a tutte quelle di Nuoro, e ritengo che tu non potresti mai dare il tuo nome ad una fanciulla più alta di me. Attenzione, lei lo sottolinea, alto significa intellettualmente, forse anche economicamente, però è particolare per una alla quale è stato detto non ti voglio perché sei una nana, cioè non usa un termine. Non dirmi superba o pretenziosa, io non lo sono soltanto ardita e dico schiettamente ciò che penso. Non sono bella, non sono ricca, nel vero senso della parola, non sono nobile e neppure distinta. Pure sono così avvezza a sentirmi ricantare su tutti i toni e da tutti coloro che non hanno nessun interesse ad adularmi che io sono la più intelligente e superiore fra le ragazze sarde che ho finito per crederci un poco anche io. Perdonami quest'amor proprio, è un po' troppo, non è vero, ma vedi, io ho una grande speranza nell'avvenire. Questa è del 92, Io ho una grande speranza nell'avvenire e spero di farmi un gran nome se non mi mancherà la forza e l'aiuto della volontà. Ma ho anche molta stima di me, perché so che i migliori ingegni d'Italia, cominciando dal Rappi Sardi e terminando col nostro Farina, hanno fatto attenzione alla tua piccola amica e le hanno augurato uno splendido avvenire. Naturalmente, contemporaneamente a questo processo, diciamo, di autoanalisi, è mia opinione che nelle lettere lei scavi anche già le fondamenta della fabbrica dei suoi personaggi, dei suoi stili narrativi, delle trame dei suoi romanzi. Per esempio, in una lettera sempre a Pirodda dell'agosto del 93 scrive: il vento scuote tutti i miei nervi e mi rende sofferente, più che mai. Amami, amami come ti amo io, con tutto l'incanto doloroso della disperazione. Amami. Chissà che il destino si muova un giorno a pietà di noi, chissà. Io non sto facendo più nulla, vivo così, in attesa del domani, prostrata, muta, inutile come una canna scossa dal vento, che pure resiste. Ora, questa similitudine della canna al vento, quella che darà il titolo al romanzo più famoso del 13, Efix che dice noi siamo canne, la sorte il vento, è abbastanza interessante constatare che come dire, nella faretra narrativa di questa autrice sia già presente 20 anni prima del suo utilizzo pubblico, letterario. C'è un passaggio costante, diciamo, tra le lettere. Io non riuscirei a porre una cesura netta, appunto i confini con Deledda sono veramente molto labili.
Una scrittura, fra l'altro, che lei esercita con funzione, diciamo, terapeutica, cioè i vasti dolori della vita privata, reale, le morti, le tragedie economiche, gli arresti, sono in qualche modo ricomposti in questa razionalizzata, quest'ordine razionalizzato che è la pagina scritta, che poi è il funzionamento del mito, cioè tutto quello che è ingestibile, che è intollerabile, è reso gestibile, tollerabile, assimilabile, comunicabile attraverso la scrittura, attraverso la scrittura tout court, diciamo, che sia epistolare o che sia letteraria in senso stretto. E tuttavia questa scrittura, che è quella che nella pratica le nega, come dire, una possibilità di integrazione nella comunità di appartenenza, cioè non è la donna tipica che fa cose da donna tipica, che si può aspettare un futuro da donna tipica, perché scrive, cioè il dato sorprendente, il dato di rottura rispetto al luogo geografico e alla tradizione nella quale vive è proprio questa scrittura. Eppure è proprio la scrittura quella che le consente di aprirsi a spazi di opportunità diversi, nuovi, non soltanto perché grazie alla scrittura, che poi lei ancora non lo sa durante queste carte, ma lo spera e ci crede fortemente, sarà la scrittura a permetterle appunto di ottenere la fama e il successo sperati, ad andare via da questa città che vive come nido e come prigione, cioè un po' protettiva ma allo stesso tempo è esattamente come vive la casa di famiglia, che sì, sono dentro, è nido ma è anche prigione perché non ne posso uscire. Però, dicevo, è la scrittura ad aprirle spazi di opportunità non soltanto per queste ragioni fisiche, ma anche perché in qualche misura tutta la progettazione della sua vita passa attraverso la pagina scritta, cioè lei deve immaginare attraverso la narrazione tutto ciò che poi può provare con la volontà, con la forza e con la capacità a rendere reale, ma deve essere, come dire, pre-reale nella scrittura, ed è questo l'esercizio che fa, cioè scriverà quali sono le intenzioni. Scriverà quali sono le intenzioni letterarie e scriverà quali sono le intenzioni di vita. Cioè vorrei dire che procede ad una costruzione linguistica del mondo, parafrasando Gadamer, cioè ha bisogno che questo mondo, perché sia mondo, sia prima pensato da un punto di vista linguistico-letterario. Dicevo, le lettere, oltre che questo luogo privilegiato di autocoscienza e di autoaffermazione, svelano anche le tappe, cercavo di dire, della sua evoluzione etica ma anche teorico-letteraria. Vi leggo un piccolo straccio di una lettera, perché sentivo stamattina qualcuno che diceva ma è verista, ma non è verista, i confini sono labili, ma comunque è principalmente verista. Lei scrive nel 93: e se il signor Campus ti ripete che io sono verista, tu chiedigli dove si trova nei miei scritti questo verismo, e scommetto che lui si troverà imbrogliato a indicartelo. Ma se io invece sono romantica, è romantica sentimentale nei miei scritti, ma perché non va a quel paese certa gente che parla di me? Cioè lei non ha intenzione di essere chiusa entro incasellata in generi critici che non dicono nulla. 893, questa siamo nel settembre del 93. Però appunto nell'introduzione Fiore di Sardegna si dichiara di voler dire il vero. Sì, certo, però poi non lo fa. certo che non lo fa. Sì, certo. Cioè, voglio dire, è interessante perché... Ma non è la ragazzetta isolata, chiusa davanti al focolare a tessere, ha idea di che cosa dicono di lei e ha strumenti per dire che certe cose le considera. Ha torto, ha ragione, poi ne possiamo parlare. Questo Comunque delle Piroda, sciocchezze. Allora io cercherò di parlare quasi esclusivamente delle lettere di Piroda, che sono tantissime, ma adesso cerchiamo di stringere un po', ma come dire, fare giusto qualche esempio. Naturalmente, questo è valido per tutta la scrittura della Deleda, ma in particolare in questo epistolario ci capita di imbatterci in generale in lettere scritte come se fossero pagine di romanzo, come se fossero libri, e insieme nello stesso periodo, in periodi successivi, l'abbiamo notato, in libri nei quali scrive e a volte trascrive proprio pedantemente le proprie lettere, e lettere come in questo carteggio nelle quali scrive dei suoi libri. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, cioè il fatto che parli dei suoi libri nelle lettere, è opportuno rammentare che soprattutto carteggi come questi, cioè così ampi di questo periodo, sono miniere preziosissime per colmare lacune bibliografiche anche importanti. Lei è precisissima, specifica sempre al corrispondente di turno,
che si tratti di un collega letterato, un poeta, il direttore di un giornale, un grande editore, il direttore di una rivista, ma anche il fidanzato, un amico, come nel caso di Ganga, su quale opera stia lavorando in quel momento, quale sia l'aspetto tematico che intende privilegiare, o su quale opera abbia intenzione di lavorare nel futuro, quale recensore si sia occupato di lei, come si sia occupato di lei e come da leggere questa recensione, e altra cosa importantissima, quanto speri di ricavare dai suoi lavori, quanto realmente ne ricaverà e tutti questi passaggi, perché nella sua volontà di praticare la letteratura l'aspetto economico non è mai secondario. Diceva giustamente Neria, lei è una donna che ha bisogno di un uomo che la mantenga, vero, ma fino a un certo punto. Lei è una donna che lavora e vuole essere pagata per il lavoro che fa. E questo è il punto centrale. Il suo è un mestiere. Non crede nell'ispirazione romantica, ottocentesca, nulla dirsi in linea, si diceva stamattina, ed è così. Lei è un pianista, si esercita tutti i giorni da quell'ora a quell'ora e la scrittura è un mestiere e come tale deve essere retribuito. Scrive a Piroda, qui siamo nell'aprile del 93, mi hanno mandato un check di 40 lire per La donna in Sardegna, La donna in Sardegna che poi verrà pubblicata appunto da Natura e Arte, è stata pubblicata a marzo da Natura e Arte. È molto, non è vero? Non ne ho provato alcuna soddisfazione. Prima, allorché ricevevo qualche vaglia, un sorriso di soddisfazione mi sfiorava le labbra, non perché ami il denaro, aperta parentesi tonda, cioè lo amo, sì, ma per tutto ciò che può rappresentare, perché so che solo col denaro si può far tutto. Chiusa parentesi. Ma perché potevo dire, ecco, questo lo hanno guadagnato le mie piccole e tristi manine. Ora neppure ciò, non provo più gusto a nulla, nulla. Un giorno mi pare mi hai chiesto cosa faccio dei miei guadagni. Ecco, li spreco. Se ne vanno come vengono, in giornali, in corrispondenze, in cose inutili. Ne fo parte ad Andrea, il fratello, quando gliene bisogna, a Sant'Edu, l'altro fratello, e faccio anche elemosine, ma non dirlo a nessuno, Ora voglio diventare avara, chissà che non arrivi a comprarmi qualche palazzo. Vabbè. Palazzo. È sufficiente. Sì, no, vabbè, lei è un genio totale per me. Poi, a prescindere dal fatto che piaccia o non piaccia la sua letteratura, questo è un altro discorso, ne possiamo parlare. Però lei, da questo punto di vista, è un genio. Dicevo, solo nell'epistolario diretto verso Andrea Piroda è possibile avere un elenco dettagliatissimo di tutte le sue attività letterarie del periodo nuorese. Pensate che, siccome comincia a scrivergli da 91, si prende un paio di lettere per dirgli, bene, tu mi conosci da adesso e sai che cosa ho fatto da adesso in poi. Adesso ti dico che cosa ho fatto prima. E quindi gli racconta tutto dall'88, che è geniale. Io adesso non so se leggervela, però... ho cominciato a scrivere nell'88, anche Ada Negri ha cominciato verso quell'epoca, ma è arrivata prima di me, benché forse sia un po' meno artista di me, e ha anche qualche anno in più di me, benché la vogliano sempre far passare per 22enne, che è geniale. Io scrivevo pessimamente e ora mi meraviglio come facessero a pubblicare i miei scritti. Il primo bozzetto fu Sangue Sardo, pubblicato nell'Ultima Moda, che allora era bellissima, diretta da Cesario Testa, il famoso Papiliunculus, e scritta da buoni scrittori. Poi seguirono altri bozzetti nello stesso giornale, poi il Paradiso, poi nella Sardegna, poi nell'Illustrazione Popolare. Ora scrivo nel Fanfulla della Domenica, che è il miglior giornale d'Italia, nell'interlinea superiore, letterario. Cioè, bisognerebbe vedere il manoscritto, perché sono geniali anche alcune cose. Per esempio, in questo carteggio usa un codice di sottolineature. Lei sottolinea e noi purtroppo nelle trascrizioni lo traduciamo, diciamo, con il corsivo, ma il corsivo non rende l'idea, perché lei ha un codice interno di sottolineatura. Semplice, l'intera frase, lo metto un po' in evidenza. Tratteggiato, cioè parola per parola, l'intera frase. Doppio continuo, doppio tratteggiato, cioè è addirittura triplo in qualche passaggio. Quindi noi lo traduciamo con il corsivo, ma si perde questa ricchezza, cioè come dire, stai attento a questo passaggio, questo badaci, ma un po' meno, che è bellissimo, è bellissimo. Non si fida molto di chi legge le sue lettere. Assolutamente no, adesso vi risparmio questa lunga lettera. La cosa, per fare un esempio, la cosa interessante è che tutto il lungo passaggio che dall'Indomabile porta fino La via del mare. sì, certo, fino alla Via del Mare, passando, volevo dire, attraverso il Servo e 4 redazioni, qui è dato passaggio per passaggio, ragione per ragione, tentato editore per tentato editore, pagamento per pagamento. Scrive di Umbertina di Chamery, cioè Anita Bearzi.
questa è la lettera che lei scrive, sostanzialmente a Provaglio è la stessa. Umbertina di Chamery si è preso il titolo del mio romanzo e mi dispiace veramente perché me lo ha rubato, sottolineato. Io le avevo detto che scrivevo un romanzo intitolato L'Indomabile e lei forse non l'ha fatto apposta, forse non lo ricordava, ma non si è fatta scrupolo di appropriarsi di questo titolo, vabbè, e via dicendo. E non solo, cioè, ci sono lunghe carte che adesso vi risparmio anche perché immagino che il mio tempo, come dire, stia quasi per scadere, nel quale dice, l'ho proposto al Perino e gli ho chiesto 300 lire. A casa, dice ad Andrea, ho detto che me l'avrebbero pagato 1000 lire e Andrea, mio fratello, ci ha anche creduto, quindi si sta aspettando che mi arrivino 1000 lire. Ma se non pagano 1000 lire neanche i romanzi di D'Annunzio, che quanto dire, poi lei, D'Annunzio, lo ama e non lo ama, diciamo che non lo ama. Dice di essere andata a teatro a vedere la cosa di D'Annunzio, dice io non so come facesse la gente a star seduta lì, era noiosissimo, sì. Vabbè. Dicevo che questa lettera è già una lettura superficiale, diciamo, è fatta alla tara della storia d'amore con Andrea Piroda, poi storia d'amore reale, presunta, anche qui ne possiamo un po' parlare, perché a proposito della necessità di impostare un carteggio cronologico, adesso vi dico. Scrive a De Gubernatis il 27 settembre del 93. Mi misi a corrispondere con il Pirodda affinché la voce che io fossi innamorata di questo buon giovine giungesse fino a lui, Stanis Manca. Come infatti fu. Inoltre io speravo in quel detto volgare, chiodo scaccia chiodo, ma ahimè invano, io ero sempre innamorata del primo, con un amore strano che gli ostacoli, il tempo e la lontananza rendevano più acuto e fatale. E lo amerei ancora, lei sta scrivendo al De Gubernatis parlando di Stanis Manca. 2 giorni dopo scrive a Pirodda, quindi qui eravamo al 27 settembre e qui siamo al 29 settembre. Andrea mio caro Andrea, il pensiero di te è sempre il pernio intorno a cui s'aggira la mia ragione di essere e che ti possa dire di triste, di disperato, io nel fondo del mio cuore conservo la speranza di te. Cristina Lavinio ci diceva, sono gli stessi periodi in cui corrisponde con Nava, con Giulio Cesari, insomma. Io conservo la speranza in te, nei nostri sogni, nel nostro amore. Io t'amo e t'aspetto. Attenzione, questo aspetto non è casuale, perché lei gli dice, prenditi il tempo che vuoi per laurearti. Anche 2 anni, se ti servono, che sembra... Sì, anche 2, forse anche 3. Perché così almeno arrivi da laureato a casa. Io t'amo e t'aspetto. Io studio, lavoro, spasimo, soffro, piango, spero e dispero, sempre pensando a te. Accada ciò che vuole accadere, io porrò tutto il mio carattere in questo amore e se perderò la partita tanto peggio per me. Avrò però la soddisfazione di dire che ho smarrito i miei sogni, la mia giovinezza e persino forse la mia vita dietro a un'idea, cioè te. Allora, questo rapporto sentimentale con Pirodda, comunque sia andato, è però fondamentale per l'evoluzione, per la maturazione emotiva della scrittrice. Innanzitutto perché avrà nel futuro una consapevolezza solida, diciamo, che non si può che innestare il sentimento sul tronco della realtà. Adesso vediamo se trovo qualche stralcio. Io non posso ora sacrificare all'amore tutti i miei affetti di famiglia e di arte, scrive nel 96, quindi qualche anno. Siccome lui dice che non sta tanto bene, ma anche di questo se c'è un momento ne parleremo, lui dice guarda, le persone malate sono molto poetiche lontano, ma da vicino sono un martirio. Dunque cerca di curarti. nel 99. No, vabbè, ma altro che vigliaccherie femminili, cioè. no, vabbè. Allora concludo, anche se in realtà da dire ne avrei molto, per giocare su questo tema della malattia. Loro nel carteggio fanno un patto che non è esplicitato perché probabilmente parte da Pirodda, e cioè ve ne avrei voluto leggere certe nelle quali dice guarda, non ti ho più parlato di letteratura perché tu mi hai scritto che è inutile parlare di letteratura di gente mediocre come me, e anch'io ritengo che le cose che scrivi tu non valgano nulla, per cui che ne parliamo a fare, che è geniale. E invece lui è un personaggio interessantissimo perché sotto falso nome femminile, firmandosi Maria Xanta, tra il 93 e il 94 scrive sulle riviste femminili del periodo articoli di un femminismo esasperato, di un femminismo pazzesco, nel quale dice ma scusate, siamo qua, lui Pirodda, siamo quasi nel Novecento,
Il mondo ha fatto questi progressi con solo la metà dell'umanità che partecipa ai progressi. Ma pensate che cosa potremmo fare se a questi progressi partecipassimo tutti. Quindi basta tenere le donne sotto minorità, non sono cerebrolese, devono passare dall'autorità del padre a quella del marito, i quali entrambi filtrano per loro la realtà attraverso una lente che le rende deficienti. Bisogna che ci sia un riscatto e quest'unico riscatto può passare solo attraverso la scuola, ma attenzione, non la scuola per le borghesi, che quelle in qualche modo si riscattano da sé. Bisogna passare a scolarizzare le operaie, le bambine, cioè nell'893, tanto che lei gli scrive nelle lettere: ma come? Mi vieni a scrivere tu, mia moglie non può fare questo, che sei il difensore dei diritti delle donne, ma non ti vergogni, che è geniale, cioè, guardate, è un carteggio fantastico. Loro fanno un patto di non consumare neanche dopo il matrimonio, di non consumare sessualmente il matrimonio. Lei dice che questa cosa è un po' partita da lui, ma io ho il sospetto che parta da lei. Lei dice: ah, che vergogna, pensa se lo sapessero, però così almeno, perché sai, al sesso poi segue la prostrazione, la stanchezza, il senso di colpa. Leviamoci il dente che noi abbiamo da studiare, quindi non lo facciamo e basta. Lui va a Bugerru c'è caldo. Io non ci credo che stai raccontando. No, ti prego, è nelle carte, ragazzi, scritto nelle No, lettere. lo so, le ho lette, ho discusso la tua Vabbè, tesi di dottorato. ma c'è qualcosa di male. No, sto scherzando. È geniale, cioè No, siccome ho basta. paura adesso che sta avanzando il viaggio. No, vabbè, ma basta con questa deledda. Era una povera donnina deficiente che ha vinto il premio Nobel perché le è calato dall'alto, ma sono tutte fesserie. No, dai, allora chiudo solo dicendovi questo. Insomma, Pirodda è a Bugerru e lei gli dice: bello, non sperare che io venga a Bugerru. Già fa schifo Nuoro. Cioè, ti puoi immaginare che cos'è Bugerru? Cioè, non se ne parla neanche. Certo, capisco che per te vada bene. Mi dice che stai accumulando soldi. Dove li vuoi spendere a Bugerru? Dice lei. È ovvio che li stai mettendo da parte i soldi. Però io lì non ci vengo. Poi fa caldo, anche la Nuova Sardegna ha scritto un articolo che non si sta tanto bene, manca addirittura l'acqua, non ci vengo. Pirodda, noi non ce le abbiamo queste carte di Pirodda perché lei, lo sapete, lo scrive in queste lettere, gli dice: ma per caso me l'hai scritto l'anno scorso? Perché ricordati che tutto quello che io ricevo la notte di Capodanno lo butto nel fuoco. Le corrispondenze vecchie, le buste, anche delle lettere che intendo conservare e tutti i miei scritti che sono stati pubblicati, quelli li distruggo, quindi ci vogliono riferimenti più precisi. Probabilmente Pirodda le scrive qualcosa del tipo: sono molto stanco, non mi sento granché bene. Adesso vediamo se la trovo perché ve la leggo testuale, perché lei è geniale in questo. Se no ve lo dico. No, vabbè, ma perché. Naturalmente ve lo posso raccontare, però mi faceva piacere leggerlo. No, vabbè, non lo trovo più, scusatemi. Insomma, gli scrive: mi dispiace molto che stai male, cerca di farti curare, ma ti ricordo che quel genere di stanchezza fa annullare il matrimonio sia dallo Stato sia dalla Chiesa. Cioè, non giriamoci troppo intorno. Cioè, Lo sapevo che saremmo arrivati a questo. In quercitas coi undi, ma senza mezzi termini. Nonostante questa cosa, a riprova del fatto che comunque lei debba parlare per forza delle cose che fa, persino in lettere come queste, cioè nella successiva gli dice: allora, ti ho promesso il segreto delle cose che mi hai raccontato e la restituzione della lettera. Terrò fede all'una cosa e all'altra. Sperando che le cose vadano bene, ti restituirò la lettera in mani proprie a Natale, così che non la veda nessuno. Comunque, riguardo alla risposta all'articolo sull'Unione, mi pare che sia meglio non replicare. Tanto non ha combattuto nulla. Io domani scriverò al direttore, cioè della serie: vabbè, sei impotente, ma quello che ci interessa è il direttore ce lo pubblica questo o non ce lo pubblica. Vabbè, chiudo, diciamo che avrò sicuramente sforato e mi scuso. C'erano tante altre cose che vi avrei voluto raccontare, ma con una brevissima, diciamo, notazione linguistica, perché Cristina Lavinio stamattina diceva: i carteggi sono molto controllati, probabilmente uno dei meno controllati, quello con più sardismi presenti, è il carteggio Pirodda. No, non è così. Ce n'è qualcuno, ma è controllatissimo dal punto di vista linguistico e dal punto di vista letterario. Certo, prende qualche piccola cantonata, certe sono simpaticissime, ma davvero
quando ci siamo conosciuti io ti ho detto piacere di fare la sua conoscenza. Guarda, mi sembra, con l'accento scritto, mi sembra molto strano. È vero che parlo sempre e solo in sardo, però scrivo in italiano, non faccio errori di questo genere, che è geniale. Quindi voglio dire, in realtà anche questo è un carteggio molto controllato. Ma perché lei lo scrive, nonostante sia il fidanzato, nonostante crescano insieme da quando ha 20 anni a quando ne ha quasi 30, diciamo poco prima della partenza per Cagliari, lo scrive immaginando già un lettore che non sia il Pirodda, immaginando lettori altri, perché dice a lui esplicitamente conserva le mie lettere, perché io diventerò famoso e qualcuno un giorno le leggerà e capirà tutto quello che ho dovuto sacrificare per questo rapporto e per la mia volontà di fare letteratura. E nel frattempo scrive a Provaglio, io mi scrivo con Pirodda, però questo non capisce un granché. Pensa che l'altro giorno gli ho detto che sono uscita di notte sotto un cielo stellato con una luna che sorgeva e col pensiero di lui ho appoggiato il tronco alla quercia millenaria del mio giardino e gli ho dedicato un pensiero. E lui mi ha risposto, ma non uscire di notte, copriti che ti fa male. E lei dice, ma con uno che non capisce. Poi finisco per dire anch'io cose volgari, diceva. Dai, mi fermo qua, se no. Grazie davvero Piero, e vorrei dire grazie per il lavoro che hai fatto su questo carteggio così importante e grazie per come ce l'hai esposto. Devo dire a Dino Manca, al collega Dino Manca e a Neria, devo dire che abbiamo azzeccato nella disposizione questo spazio dedicato a Piero. Ripeto, è un carteggio molto importante sul quale Piero Mura ha fatto un lavoro importante e intenso come tesi di dottorato all'Università di Sassari e davvero speriamo di poterlo leggere presto. No, la domanda è questa, quando lo vedremo pubblicato? A questo punto c'è la curiosità. Esatto, Piero Noi lo vediamo pubblicato, leggiamo queste lettere, alcune sono divertenti, altre sono simpatiche, altre sono tristi, racconta della morte della sorella Vincenza, della morte di suo padre, però l'idea che detto della morte era il mio sogno, della morte Piero, vieni però, perché siamo in diretta streaming, non si può... No, allora la risposta è così. Poi se ci sono ulteriori sollecitazioni ti richiamo, Piero. Allora, nel senso che ha senso ciò che diceva la professoressa Lavini. Questi cartelli... Ma non puoi parlare fuori dal microfono, c'è lo streaming, ci sono persone che chiedo scusa. Dicevo che l'unico modo che abbiamo per poterli leggere realmente, innanzitutto, come hanno detto alla radio, vorrei spezzare un'arancia in favore della ricerca. Vanno bene i convegni, sono bellissimi, vanno bene le pubblicazioni, noi ci dobbiamo incontrare, dobbiamo chiacchierare, ma bisogna stanziare i fondi perché si studino le carte. Le carte devono essere studiate, perché io oggi vi ho parlato di 1154 pagine, ma ne ho raccolto più di 800 lettere inedite. Cioè ci sono tonnellate di materiale, questi materiali devono essere, bisogna fare le scansioni, devono essere informatizzati, bisogna trascriverli, bisogna studiarli e dobbiamo essere in tanti a studiarli, tanti, perché è una cosa... Sì, basta. No, va bene. Cioè il quadro è abbastanza chiaro, per fare ricerca occorre appunto finanziare la ricerca, dovremmo appunto farlo sapere al Ministero che occorre finanziarla la ricerca se si vuole che si faccia e poi a catena. No, va bene, appunto, ci sono tanti inediti che meriterebbero di essere studiati, questo è un auspicio che condividiamo tutti, Piero. La professoressa Lavinio. Sì, un auspicio da dire a voce alta e su cui insistere, perché adesso poi io non credo che dal punto di vista dell'informatizzazione del materiale ci possano essere delle difficoltà insormontabili. Certo, è un lavoro importante, però i fondi vanno investiti anche in questo modo. E possiamo approfittarne quest'anno, che è l'anno delle Diano. Facciamo arrivare questa cosa anche al Ministero, per esempio, perché i convegni sì, lasciano traccia negli atti, però tutti i concerti, i francobolli, insomma, siamo nel regno un po' dell'effimero.
per molte cose che si stanno facendo. Comunque, sì, è tutto, ben venga anche questo, però le cose che restano sono altre. Io ho una curiosità, perché a proposito di Pironda, ho presente una lettera di Deledda a De Gubernatis, in cui si capisce che De Gubernatis le ha detto: lascia perdere questo patetico idillio pirodiano, e lei si infuria perché nella lettera successiva non gli dice, non c'è nessun attacco, non gli dice caro Angelo, come faceva sempre, ma senti un po', da una parte c'è Grazia che scrive, che ti è amica, che ti ammira, con cui hai un rapporto bello e spirituale, dall'altra c'è Grazietta, e Grazietta non permette questa invasione nel suo privato. Bene, Cristina. Neria, vieni. Ah no, aspetta un secondo, volevo giusto dire che Piero ha messo sull'avviso tutti i partecipanti di cancellare tutte le chat, perché se diventerete famosi qualcuno andrà a scrutare anche in quelle pieghe delle corrispondenze. Scusa Neria, ma mi è passato di mente di dare questa Il nostro coordinatore è splendido anche alla fine della giornata. Volevo dire, se magari volevi accennare anche a questa bellissima cosa che Grazia Deledda ha cercato in tutti i modi di fargli pubblicare dei libri ad Andrea Pirodda, no? Cercava di essere lei, o no, perché per quello che ricordo io, ma certamente tu sei... E questa è la prima cosa, che mi era... Addirittura, perché per quello che avevo capito io, allora ti chiederei di... No. Vabbè, questa è la prima cosa. La seconda invece, che avevo appuntato l'ultimo intervento di Pirodi a proposito del Corriere della Sera, eccetera, quindi, che tu hai citato il pesciolino, no? Ecco, e mi è venuto in mente Pesci Rossi di Emilio Cecchi, che in fondo è la raccolta di Elzeviri, e quindi anche qui si potrebbe riaprire un altro bellissimo filone di rapporti, no? E di rapporti sentimentali ed intellettuali anche con Emilio Cecchi, quindi questo rapporto con l'Elzeviro in qualche modo ha una strana metafora, no? Di questa di Grazia Deledda, che poi ho ritrovato nel libro di Emilio Cecchi. Sì, grazie Neria anche di questa. Gianbernardo, vuoi dire qualcosa su questo? No. C'è qualche altro intervento? Qualcuno vuole fare qualche intervento? Possiamo chiudere allora questa seconda seduta con un ringraziamento a tutti quelli che sono venuti ad ascoltarci in presenza e a tutti quelli che hanno seguito, tutti i colleghi della scuola, tutti i colleghi che hanno seguito da remoto i nostri lavori in queste due sedute di stamattina e di questo pomeriggio. Grazie davvero a tutti i colleghi che sono intervenuti per la ricchezza dei contenuti e per l'impegno che hanno posto sulla nostra grande scrittrice. E ciò che non abbiamo detto né stamattina né questo pomeriggio è che siamo impegnati con l'ISRE, con ogni probabilità, possiamo dirlo con una certa misura di certezza, lo chiedo al direttore generale, il dottor Mele, siamo impegnati a progettare anche gli atti di questo convegno, perché appunto in tutti i casi non lasceremo che tutto questo lavoro resti senza lasciare traccia importante. Ecco. Allora, davvero grazie a tutti voi e ci vediamo domani mattina in questa stessa sede. In questa stessa sede.